L'ex deputato regionale Giancarlo Granata, originario di Canicattì, ha aderito a Fratelli d'Italia. Per me rappresenta un ritorno a casa nella mia comunità politica che mi ha visto crescere, formarmi. Io con orgoglio dico che nella mia storia politica sono stato anche il primo segretario provinciale eletto di Alleanza Nazionale. Poi lo scioglimento di Alleanza Nazionale ha creato un attimino, come dire, di confusione nella base storica e tutti gli eventi che a seguire ci sono stato. Oggi la scelta coraggiosa che diversi amici hanno avuto anche qui in provincia di Agrigento, con in primis l'amico Lillo Pisano e tutta la classe dirigente che lui è riuscito a creare attorno a sé, di credere fortemente alla scelta importante e coraggiosa che ha fatto Giorgia Meloni della Costituzione Fratelli d'Italia. Io l'ho seguita con immenso piacere, perché i miei valori, la mia storia anche di famiglia è in questa parte politica, quindi io intendo con molta serenità ringraziare tutti gli amici, anche l'amico Gero Drago che è il segretario del partito del Circolo di Canicattì, per l'accoglienza che mi hanno riservato, e devo dire che questo determinerà, per quello che posso, darà il mio contributo all'affermazione della destra in provincia di Agrigento, di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Ho apprezzato che grazie al lavoro fatto da tutti gli amici che hanno creduto in Fratelli d'Italia sin dal primo momento vi è una classe dirigente radicata. Le elezioni nei vari comuni ultime scorse sono andate bene, hanno visto una buona affermazione di Fratelli d'Italia, questo è merito a chi c'è già stato. Accanto a questo devo dire che io ho, come dire, intervistato, coinvolto i diversi amici che mi onorano della loro affettuosità nei vari paesi della provincia, e quindi chiaramente sono sicuro che il mio passaggio determinerà l'adesione di diversi fra consiglieri comunali, classe dirigente, ex consiglieri, ex assessori, insomma punti di riferimento nei vari paesi della provincia. È un momento difficile, la pandemia ha ripreso vigore anche nel nostro territorio, in Sicilia, nella nostra provincia, e devo dire che anche da questo punto di vista ho apprezzato molto le scelte di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, che rispetto a un governo di tutti si è differenziata. Questo è stato anche un altro motivo di natura politica che mi ha spinto a prendere con forza questa scelta, perché Fratelli d'Italia si sta distinguendo per coerenza, per idee chiare. Fratelli d'Italia, diciamo, che ha preso la volata. In provincia di Agrigento giorno dopo giorno dimostra di essere veramente il primo partito e vuole diventare il primo partito. Già a livello nazionale i sondaggi ci danno la più alta percentuale nei confronti degli altri partiti, e in provincia di Agrigento stiamo dimostrando naturalmente di aggregare gente di qualità, ma gente che viene naturalmente da una storia di destra. La storia di Giancarlo Granato è una storia che è conosciuta a tutti, è una storia che nasce dall'Alleanza Nazionale, anche prima dell'Alleanza Nazionale, è una storia che è stata sempre nel centrodestra. Oggi ritorna a casa, io sono orgoglioso di aver portato, tra virgolette, questo grande risultato a casa, e ora stiamo cominciando a lavorare in provincia per far entrare anche altre persone. Diciamo che oggi Fratelli d'Italia è tra i partiti che sicuramente avrà il seggio all'Ars, sicuramente, ma oltre a Giancarlo Granata abbiamo anche altre entità che comporranno la lista e naturalmente concorranno con gli altri partiti per avere il seggio. Noi non solo ambiamo ad avere il seggio all'Ars, ma naturalmente stiamo giocando una partita anche sul Presidente della Regione.